2 miliardi e mezzo di euro è il costo totale dell'opera, di cui per il tratto veneziano si attende la realizzazione dei 10 cavalcavie tra Cessalto, San Donà e Portogruaro, in virtù del successivo allargamento delle carreggiate. E io tra l'altro vivo in questo territorio perché sono di Noventa di Piave. Ogni giorno di cantiere che noi andiamo ad anticipare è un giorno di rischio in meno. È la più grande opera che si sta realizzando in Italia e non si sta aspettando tanto, il cronoprogramma è quello che era previsto. Quello che naturalmente non erano previsti sono purtroppo le tante vittime che stanno succedendo in questa parte del nostro territorio. Già hanno fatto tantissimo le nostre forze dell'ordine, i nostri soccorritori, ecco, dobbiamo essere probabilmente più presenti in modo da monitorare maggiormente i flussi. Oggi l'educazione stradale è un tema fondamentale, lo è anche nei confronti delle nuove generazioni. Troppi ritardi da recuperare accelerando con il passaggio di consegne da Autovie Venete alla nuova società Autostrade Alto Adriatico, replica invece il PD Veneto con il suo segretario nonché senatore Martella. Necessario prevedere probabilmente delle nuove risorse, anche con la legge di bilancio penso potremmo fare la nostra parte per anticipare risorse in attesa poi degli introiti delle tariffe, ma quello che è certo è che quest'opera va fatta al più presto, lo dobbiamo alla memoria di chi ci ha perso la vita. Tra i presenti alla marcia dell'A4 anche i sindaci della Riviera del Brenta con il presidente dell'omonima conferenza, di seguito il perché. Sto parlando della Romea, i soldi ci sono, i progetti ci sono, ma i cantieri da noi addirittura non partono.